La Serie A si adegua al Covid-19, questo include vietare e punire comportamenti che prima erano ritenuti perfettamente accettabili. In vista della ripartenza, il massimo campionato italiano guarda alla Bundesliga, quella che per prima ha riaccolto i calciatori in campo, come esempio per stabilire delle regole di sicurezza da far rispettare ai giocatori, che saranno contenute nel protocollo gara che la FIGC dovrà presentare al CTS e al governo. Gli arbitri non dovranno più fare attenzione solo a falli di rigore e a fuorigioco, ma anche a comportamenti che minano la sicurezza degli sportivi, come sputi, strette di mano pre-partita e abbracci dopo un gol. L'ipotesi è che tali azioni vengano punite con un cartellino giallo. Queste nuove misure, ancora da definire, vanno a sommarsi a regole già stabilite, come quella delle 5 sostituzioni in massimo 3 momenti, per dare vita a quello che sarà un campionato particolare sotto molti punti di vista. Il Napoli ha voluto celebrare sui social il Dia della Patria, giorno che ricorda la nascita del primo governo argentino dopo la rivoluzione di maggio del 1810. Il club partenopeo ha festeggiato la ricorrenza con il fotomontaggio di una formazione creata ad hoc, con i top 11 argentini che hanno indossato la maglia azzurra, dall'ovvio Maradona a Fernandez a José Sosa. Per formare la rosa perfetta sono stati esclusi diversi nomi, molti eccellenti, ma è soprattutto un'assenza a pesare molto, quella di Gonzalo Higuaín. Il Pipita non rientra nella top 11 nonostante abbia raggiunto diversi traguardi all'ombra del Vesuvio, tra cui il record di 36 gol in un solo campionato, la vittoria di una Coppa Italia e di una Supercoppa italiana. Sono in molti a chiedersi se la sua esclusione sia dovuta più a questioni tecniche o al suo addio burrascoso per trasferirsi alla Juventus. Tegola in casa Atletico Madrid, Joao Felix si è infortunato al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. L'attaccante portoghese è stato subito trasferito in clinica per gli accertamenti e per valutare lo stop del giocatore, il terzo dall'inizio della stagione. Il governo infatti, nelle parole del premier Pedro Sánchez, ha autorizzato la ripresa degli sport professionistici dalla settimana dell'8 giugno, mentre il presidente della Liga, Javier Tebas, ha ribadito che l'obiettivo è riprendere il campionato nel weekend del 12 giugno. Zlatan Ibrahimovic non starà lontano dal campo per lungo tempo. L'infortunio che lo ha colpito durante l'allenamento non coinvolge il tendine d'Achille del giocatore milanista. Gli esami svolti nella giornata di martedì hanno rilevato una lesione muscolare al soleo del polpaccio destro, mentre il tendine achilleo, spiega un comunicato ufficiale del Milan, è perfettamente integro. Tra una decina di giorni verranno svolti ulteriori esami strumentali, ma per ora sembra che Stefano Pioli non potrà contare sull'attaccante svedese per la ripresa della Serie A fissata intorno alla metà di giugno, periodo in cui Ibra potrà presumibilmente tornare ad allenarsi.